Fino al 9 giugno al Museo Carrà si potrà visitare la mostra Il segno dell'artiere, che è proprio dedicata ad Ugo Carrà. Siamo in compagnia di Massimo Premuda, conservatore del museo. È un museo, è una mostra, diciamo, che stavolta gioca in casa in pratica, se vogliamo, no? Assolutamente, abbiamo voluto dedicare una grande mostra al maestro Carrà a 20 anni dalla scomparsa. È la prima volta che esponiamo assieme in maniera coerente tutte le oltre 100 opere della donazione Carrà, ed è per noi un'occasione veramente eccezionale, uno per andare a ripensare il museo, perché la mostra ha veramente coinvolto tutti gli spazi possibili e immaginabili del museo, e andare veramente a ripensare al futuro di questa struttura, anche in previsione di dei lavori di ristrutturazione che interesseranno principalmente le terrazze, e dunque andiamo così a pensare ai prossimi 20 anni del Museo Carrà. Chiariamo subito, anche perché entra in scena una persona a cui io sono molto legato, artiere, che cos'è questo termine? Allora, abbiamo voluto fare un piccolo omaggio al grande Sergio Molesi, un grande critico da cui spesso e volentieri ci ispiriamo, proprio data questa letteratura infinita sugli artisti del nostro territorio. Artiere è una parola che aveva trovato lui proprio per definire il nostro Ugo Carrà. L'artiere appunto rappresenta un artista molto laborioso e allo stesso tempo un artigiano molto sensibile. E proprio ci sembrava la definizione perfetta per Ugo Carrà, in quanto si è occupato appunto moltissimo di scultura, di incisione, ma anche tantissimo di design, di decorazione di interni, eccetera, e dunque veramente riusciva a mettere assieme le due anime del maestro. Tu sei vicino all'opera che è stata scelta, diciamo così, nella brochure. Perché hai scelto questa opera in particolare? Allora, in verità abbiamo scelto quest'opera proprio perché ben riassume forse uno dei periodi più felici della produzione di Ugo Carrà, dunque proprio quel momento di transizione tra questo classicismo e queste sue invenzioni, in particolare questi bellissimi copricapi, queste bellissime acconciature che ricordano, appunto, danno quest'aria un po' quattrocentesca alle sculture. Sappiamo che Carrà era di origini greche, la madre era greca, di Creta, e sappiamo che per tutta la sua carriera appunto si è occupato moltissimo di nudo femminile, ma proprio veramente con l'accezione di Fidia, dunque questo concetto del bagnato di Fidia, e dunque queste vesti, questi drappi che appunto non vanno a nascondere il corpo, ma proprio con il drappeggio vanno a svelarlo. E l'ispirazione greca del classicismo, dell'ellenismo in Carrà è predominante. Da una parte, anzi, una cosa biografica interessante è che la sua primissima mostra personale l'ha tenuta proprio ad Atene nel 29, dunque evidentemente tramite dei contatti della madre, ed è appunto il tema dell'ellenismo, della classicità, sono dei temi fondamentali. Spesso e volentieri le sue figure ricordano Nike, Tanagre, Corai, Cariatidi, dunque c'è veramente questo tema che ricorre e fa veramente sposta in un altro spazio-tempo queste figure che diventano di conseguenza veramente mitiche, mitologiche. Questa è una figura, come altre esposte vicino, molto, molto curvilinea, no? Se vogliamo, laddove quelle che caratterizzano di più, quantomeno nell'immaginario, la figura di Carrà sono figure che hanno poco di curvilineo e sembrano quasi emergere da una sorta di fornace, eccetera. Quando c'è stato questo cambio di passo?
Ecco, possiamo dire che sicuramente tra gli anni 60 e 70 Carrà si allontana dal classicismo e dunque incomincia a sperimenta con l'informale, con il materico, ma soprattutto secondo me è un periodo particolarmente felice e fortunato perché riesce veramente a mettere assieme queste due anime, dunque da una parte il design, la linea, il disegno, dall'altra parte la scultura, il modellato, la plastica. Questo succede in particolare con una scultura che abbiamo proprio in entrata, è una scultura del 1980 ed è veramente semplicemente un foglio di metallo che viene tagliato, piegato e da queste piegature emerge questa figura femminile che nel profilo ricorda addirittura così dei sapori un po' futuristi perché ha quest'idea molto saettante. Sono però figure che pur nella loro modernità non, come dire, non prescindono dall'ideale classico. No, certo, l'idea è proprio quella che la bellezza femminile attraverso questo, come possiamo dire, questa eterna giovinezza in cui va a fermare il tempo Carrà, ecco, entrino sicuramente in uno spazio magico, ieratico e sicuramente mitico alla fine. Come è stato suddiviso lo spazio museale per la mostra? Allora, abbiamo voluto diciamo, accendere proprio dei focus su temi diversissimi e poco praticati, poco conosciuti della produzione di Carrà. Si parte con questo bellissimo ritratto fotografico di Maurizio Frullani della metà degli anni '80 in cui si vede Ugo Carrà nel suo studio in via dei Leo insieme a tutta un'infilata di teste, di ritratti importanti. Abbiamo voluto parlare anche però di pittura, di acquerello e in particolare una sezione che mi interessa molto è questa dedicata alla decorazione, in particolare alla decorazione navale. C'è questo pezzo monumentale, gigantesco, è un bronzo che si intitola Il Castigo delle Vergini, è un pezzo che ha avuto anche successo in quanto era stato esposto alla metà degli anni '80 in questa grande mostra che era stata fatta a Parigi in cui venivano presentate le eccellenze di Trieste, Trouvé Trieste, ed era appunto parte della mostra sulla costruzione navale. Ma appunto in mostra parliamo anche di un altro tema poco conosciuto di Carrà, dunque del nudo maschile, che lui pratica moltissimo con il modellato dalla metà degli anni 30 alla metà degli anni 50 e poi abbandona completamente per dedicarsi al suo tema principe di ricerca che è la figura femminile, il nudo femminile. E in ultimo abbiamo una sezione, anche quella per me molto importante, che è anche un invito ad andare a Trieste a visitare un po' le sculture monumentali che lì si trovano. In museo abbiamo 3 bozzetti di 3 sculture molto famose, iconiche, che si trovano a Trieste. Una si trova alla fine di Passeggio Sant'Andrea, davanti a Allianz Fincantieri, è una scultura proprio in entrata del Porto Nuovo, dedicata ai caduti sul mondo del lavoro. Un'altra scultura importante lo troviamo nel Parco della Rimembranza, sul Colle di San Giusto, è una scultura, un monumento dedicato ai martiri delle foibe e infine abbiamo anche il bozzetto appunto della famosissima nuotatrice che si trova in una delle zone simbolo di Trieste, alla Fontana di Barcola, dove saluta tutti i bagnanti. Colpisce di questo nudo maschile il gioco del drappeggio, il movimento interno che è assolutamente straordinario da qualunque angolatura la si guardi. Sì, è verissimo. Come detto, il nudo maschile è un tema che abbandonerà dagli anni 50 in poi. In verità, appunto, l'abbiamo voluto far emergere in questa occasione perché secondo noi anche qui era riuscito ad eccellere. I temi, oltretutto, sono legati chiaramente alla classicità. Ci sono questi bagnanti che si asciugano, c'è il pugile che si lava.
c'è questo musicante che ha veramente con questa cetra, con questa lira, questo strumento veramente ha queste atmosfere molto omeriche, e in generale c'è proprio questo tema della sospensione del tempo e questo fissare la bellezza al suo apice assoluto, appunto della giovinezza sia maschile che femminile. Una parte della mostra è dedicata anche alla realizzazione dello stesso museo. Siamo in compagnia dell'architetto Roberto D'Ambrosi, progettista del Museo Carrà. È stata una realizzazione, architetto, tutto sommato facile e anche relativamente veloce. Facile nei tempi. Sì. Ci abbiamo pensato moltissimo in studio, eravamo molto felici ed esaltati di fare questo lavoro, anche perché, come potete vedere, fu demolito un edificio precedente, si vede la mura dopo la demolizione, e quindi ci trovammo di fronte a uno degli elementi più importanti del comune di Muggia, la mura con un bastione su quel lato lì. Procedemmo con una serie di idee, di ipotesi che sono riassunte in questi schizzi, in questi disegni, e tutte le idee, tutte le ipotesi ci contrapponevano al bastione. Era come dire, mentre il bastione rappresentava un luogo di interesse importante per la mura e la difesa della città, il nostro museo in qualche modo dialogava, perché la cultura dialogava con la città. Ecco, questo era il concetto. Dopodiché, quando di volta in volta ci si avvicinava a un'idea, la formalizzavamo con questi modelli che voi potete vedere. Ce ne sono 4, dal primo, che era di fantasia un po', perché era una specie di foglia che parlava col bastione, ma sempre con un dialogo con la mura dietro. Alla fine il nostro plastico finale rappresenta questo museo, di cui la parte più significativa da un punto di vista urbano è questa vetrata che guarda la mura e la piazza, la piazzetta che sta tra il museo e la mura, dove in teoria ma anche in pratica la gente si ritrova prima, durante e dopo le mostre, sale la scala o l'ascensore e va in un altro soppalco, dove ogni tanto, quando c'è per esempio un piccolo break con uno speak, qualcosa, lo si fa all'aperto sopra. Ecco, questa è stata la parte più significativa del progetto. Lei mi ha chiesto della facilità, le rispondo sì. Le amministrazioni comunali che si sono susseguite in quei 3-4 anni, sono state 2-3 dopo con la cosa, sono state tutte molto contente di questo lavoro, anche se per l'epoca, a differenza di adesso, non era una contrapposizione così forte anche tra un sindaco e un altro, era un discorso molto più costruttivo. Oggi sono tutti che si aggrappano alle proprie idee. L'impresa fu una brava impresa che non dette fastidio, problemi di super costi. Gli interni sono stati pensati in modo flessibile, quindi ci siamo ispirati un po' all'architettura giapponese, che ha queste pareti che si spostano, si aprono e si chiudono, e abbiamo creato sia da quella parte che da questa parte 2 momenti di chiusura e di apertura degli spazi, per cui il museo può essere o totalmente aperto o diviso in 3 stanze, o in 2 a seconda dei desideri. Ci fu un grande interesse da parte degli architetti triestini, perché all'epoca mi ricordo che la presidente dell'Ordine degli Architetti era la Gigetta Semerani Tamaro, che
portava molto avanti la progettualità locale e quindi fummo estremamente contenti e felici di questo lavoro che ancora oggi, 25 anni dopo quasi, ci tiene su di morale. Ci sono anche delle, chiamiamole guest appearance, per usare un termine mutuato dalle serie televisive all'interno della mostra. Una è questo Capogrossi. Sì, esattamente. Abbiamo voluto far dialogare l'opera di Carrà con delle opere molto significative che sono presenti all'interno delle collezioni del Comune di Muggia. Dunque ci sono due ospiti d'onore, da una parte c'è Capogrossi, artista conosciutissimo, italiano sia in Italia che all'estero, con questa composizione, un'opera della metà degli anni 50, è pulitissima, rigorosissima, e ci interessava proprio questo segno così incisivo di Capogrossi, così caratterizzante tutta la sua produzione, questa specie di rebbio, questa specie di pettine, questa specie di dente che va proprio a incidere la carta, e volevamo appunto che dialogasse invece con il segno del nostro Ugo Carrà, che invece era appunto più indirizzato al design e alla plastica, e dunque ogni segno di Carrà andava veramente a costruire un volume. L'altro ospite d'onore è Zigaina, del quale fra l'altro si celebrano i 100 anni dalla nascita, insomma. Esatto, con grande piacere. Esponiamo anche 3 carte di grande formato di Giuseppe Zigaina. Anche il Comune di Muggia ha partecipato a questa importante iniziativa regionale, Zigaina 100, Anatomia di un'immagine. È una bellissima mostra diffusa in tutta la nostra regione, curata da Francesca Agostinelli e da Vania Strukel, che va a celebrare appunto i 100 anni dalla nascita del grande maestro. In particolare qui al Comune di Muggia abbiamo 3 bellissime opere nella metà degli anni 50, dunque del periodo di piena adesione al neorealismo e frequentazione con il grande Pierpaolo Pasolini. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, la mostra si potrà visitare fino a domenica 9 giugno. E dopo, Massimo Premuda? E da metà giugno avremo una mostra invece appunto dedicata sempre a un artista muggesano, ma un artista giovanissimo, si chiama Alan Stefanato, si occupa di pittura in maniera molto seria, molto rigorosa da più di 10 anni, da 5 anni vive a Torino. Torino è sicuramente il posto giusto dove un artista giovane come lui debba stare, perché ci sono appunto queste bellissime fiere dell'arte giovane come Artissima, in cui si presentano gli artisti giovani ma anche le gallerie più interessanti, e dunque quest'estate festeggeremo la pittura di Alan Stefanato qui al Museo Carrà.